Certo, weekend è una stagione molto, insomma, giocata molto bene dalla Docrets, che adesso attenderà, diciamo, come spettatrice non pagata in questo primo turno, in attesa poi di entrare in gioco ai quarti, ai playoff. Sì. Niente, adesso dobbiamo pensare a prepararci per questi playoff, insomma. Abbiamo 20 giorni, sperando che siano 20 giorni, perché c'è quel discorso del reclamo del Taranto, e dovremmo farci trovare mentalmente per poter affrontare questi playoff nel migliore dei modi. L'importante è mantenere l'atteggiamento e la mentalità che abbiamo avuto durante tutto il campionato. Poi cercheremo di giocarci sicuramente le nostre carte senza rimpianti. Come ci hai pensato? Bene, giochiamo bene, consapevoli che se siamo concentrati, siamo cattivi mentalmente, possiamo dire la nostra. Oggi è dato anche un po' per fatto magari qualche giocatore che aveva magari la necessità di mettere un attimo le gambe per prepararsi al meglio, arrivare alla posizione tesa, per migliorare possibile poi per questo momento importante. Sì, abbiamo optato per far giocare questi ragazzi che se lo meritavano, perché si sono sempre impegnati tutto l'anno, ed è grazie anche a chi ha giocato meno che insomma sono arrivati questi risultati, perché hanno tenuto sempre alta l'intensità degli allenamenti, e quindi ho avuto le risposte che mi aspettavo e sono soddisfatto. Il Pineto, a parte che non parlo mai delle squadre avversarie perché non essendo addentrato, ma credo che come neopromossa abbia ottenuto un buon risultato, per il stesso percorso che abbiamo fatto noi l'anno scorso. Mi serve non parlare delle squadre avversarie, ricordando che ho fatto insieme, quando lei quale può essere la squadra più forte magari da affrontare in un ipotetico passaggio successivo in punta dei playoff, in quella che magari... Ma guarda, ci sono talmente tante squadre blasonate e costruite per fare il campionato: Avellino, Vicenza, Padova, Benevento, Crotone, quindi sarà difficile, insomma, chiunque si accontenterà a quel punto sarà sicuramente una partita difficile. Adesso è difficile anche parlare perché insomma dopo una retrocessione, ma siamo retrocessioni, dopo una retrocessione è doloroso. Smetto di giocare perché è arrivato nel momento. Molti dei compagni mi hanno chiesto: ma smetti con la concessione? Io sono orgoglioso di smettere con la concessione perché mi sento di aver dato tutto, ho raggiunto un obiettivo che forse per la gente non vuol dire niente, giustamente, perché siamo retrocessi. Per me vuol dire tanto ed è raggiungere e smettere i Sunday, che è un obiettivo che mi sono posto negli anni, dopo gli anni, 10 anni di Cagliari, dopo quasi 2 anni qua a Olbia, dove qua mi sento a casa, mi sento uno di voi, uno di loro, uno dei ragazzi, quindi uno di voi adesso. Non so, questa è una decisione che l'ho detto anche ai miei compagni, non è abbandonare la nave, non è farsi fuori, ecco. È solo un fatto che penso che abbia dato tanto, anche per molti abbia dato tanto, e parlo singolare perché forse è la prima volta che sono egoista in carriera, perché ho sempre pensato alla squadra, ho sempre pensato ai miei compagni, e oggi vivo così il mio momento, cioè penso di meritare, nonostante una retrocessione che fa male, che mi segnava forse per tutta la vita, mi segnava tutta la vita. Capisco tra i tifosi e tutto, ma rimarrà sempre per me, ed è
tutta la gente, tutti i tifosi, nonostante che spieghiamo di musica, a me rimarranno sempre nel cuore. Non voglio fare il capulo, se si può dire, non voglio niente, ma hanno sempre dato tanto e fino all'ultimo mi hanno dato bene. Poi la gente può interpretare le cose come vuole, però io ci tengo tantissimo alla maglia. Penso che durante l'anno non abbia dormito la notte e purtroppo nel calcio ci sta bisogna mettere in preventivo le retrocessioni, le promozioni, le salvezze all'ultimo come quelle dell'anno scorso e sì, purtroppo è andata per sì, sono dispiaciuto molto, però è arrivato fin dal nome. Tengo infine a ringraziare davvero tutti i miei compagni di squadra che penso di avergli dato tanto e loro mi hanno dato tanto. Devo ringraziare mia moglie, mio figlio, Tommaso, mio figlio che deve nascere ancora, che forse quello sarà un olimpiano, che ad agosto nasce mia figlia e ha rimasto un ricordo fotografico del papà, la mia famiglia, del fratello, mia mamma, mia notte, tutti. Non so, tutti voi. Deve sempre di essere stato uomo, non ho mai avuto interessi personali, ho fatto decisioni giuste, decisioni sbagliate, non sempre per intendere della squadra, dell'ordine, di tutte le squadre per giocare, questo. Penso che mi ne aveva dato altro, se non me ne aveva dato altro, ho una coscienza a posto, sono pulito con me stesso. Questo è quello che ci tengo a dire, basta. Your fondo è maturato, sì, non so, durante la stagione ci pensavo, una cosa che mi auguravo, forse anche comunque i risultati, forse non arrivavo in momenti di debolezza, cioè se penso che 5 mesi fa, 6 mesi fa che è nato il contratto di altri 2 anni e forse un momento di debolezza, ma no, ci sta a 37 anni aver cercato di dare tutto per uscirne, per cercare una soluzione, un qualcosa. Non ci sono riuscito, o forse sarò riuscito per la carriera che andavo a fare i miei compagni, non lo so. Sicuramente per la squadra attuale forse non sono riuscito, io personalmente. Quindi è giusto così, ma ripeto, se oggi ci fossimo salvati all'ultima giornata, mi sarei lo stesso ritirato. Perché era giusto così. C'è la possibilità di un ripensamento. No, ma non mi piacciono queste cose qua, la decisione che ho preso e la porto avanti fino alla fine, perché non mi piacciono anche vedere i miei ex colleghi, casomai, o gente dello sport che va. E oggi deve iniziare per me una nuova vita e basta, non penso solo a quello. Hai pensato nel caso di rimanere nel calcio? Beh, sicuramente. Quando si Con quale ruolo? Sei più dirigente o neanche? no, per esempio, No, io ho detto hai già fatto il corso, se non vuoi. i due stanno busy, però adesso vediamo piano piano cosa fare, insomma, adesso bisogna
per iniziare con zero, per la stessa passione, insomma. Insomma, la vita, insomma, ti regala sempre qualcosa. Chiaro che ad oggi bisogna un po' non un po', bisogna smaltire, insomma, questa annata. Possiamo chiederti che cosa non ha funzionato di questa mirata del testa stadio? Dico che ne so che per me funziona. Preferisco non pensarci, mi godo questo momento, io preferisco non pensarci, tanto poi anche posso dire qualsiasi cosa, ma dall'esterno conta sempre i risultati, no? E quindi i risultati non sono venuti, mi auguro via come grandissimi di rugby, come nel calcio professionista. Cioè poi non per spero, soprattutto per tutta la gente che merita, che merita tanto, merita dove quest'anno. E io mi assumo la responsabilità, penso di parlare che a nome della squadra. Ci stiamo. Anche a me. No, cioè, va bene così, è giusto così. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, perché penso che anche sono riconcesso nella vita tante volte, però non il mio modo di essere è quello di lasciare mai nulla al caso e provare a fare in punto il tutto per cercare modi, un appiglio per uscire dal buio. Prova adesso la Sarabus Ogliastra per vie centrali con la conclusione diretta in porta, ma c'è il grande intervento di Mastrangelo, ma questa è la prima vera occasione del match. Buono qui il guizzo da parte di Scarafoni e alla fine prova la Sarabus con il numero 10 che allarga benissimo il gioco a destra. Cadao fa partire il traversone che quasi diventa un tiro, ma il pallone è fuori. Armini stava già tagliando oltre la linea dei difensori, poi rischia qui un difensore, poi Armini supera un avversario, entra in area, Armini mette il pallone in rete con un cucchiaio delicatissimo e fa 1-0, l'ha sbloccato il 17. Entra in area di rigore, se la porta sul sinistro, fa partire il traversone, si muove Cali e poi Armini 2-0 della Romana, doppietta del giocatore in maglia 17. Ci prova adesso la Romana con Succi, Cali, buono quel pallone per il 27 che insacca e fa 3-0. Si tratta di Vagnoni appena entrato. Si va poi in avanti, incredibile, ha segnato la Sarabus Ogliastra direttamente da calcio d'inizio. Sorpreso Mastrangelo ed è 3-1. Prova l'1-2, entra in area qui la Sarabus. Pallone all'indietro, poi Naguel col sinistro, Mastrangelo tiene i suoi sulla posizione di doppio vantaggio, si rifà il 22. Parte il traversone tagliato di testa, la palla rimane lì, Cali la rimette al centro, sventa la minaccia la squadra sarda, ma grande occasione qui per la Romana. È solo Cali che fa sportellate e guadagna spazio. Cali se la allunga un po' troppo, poi colpisce Xaxa, attenzione che è il secondo giallo per Cali
ed espulsione per il numero 9. De Montis si coordina, grande intervento di Mastrangelo, che bordata di De Montis, triplice fischio del direttore di gara che manda tutti sotto la doccia. La Romana batte 3-1 la Sarrabus Ogliastra e acquisisce altri 3 punti preziosissimi. Mister Paba, guardando il risultato è sicuramente ingiusto per quello che si è visto in campo, una partita che comunque avete giocato con tanto cuore, grinta, andando più volte vicini al gol. Ecco, quello che volevo chiederle è un po' che sensazioni le lascia questa sconfitta. Beh, vabbè, sensazioni, amarezza, lascia, delusione, insomma, perché ci tenevamo tanto, insomma, abbiamo dato veramente il tutto per tutto e non so, purtroppo non siamo riusciti a raddrizzarla, una partita andata male, abbiamo creato tanto, pali, occasioni, del rigore, insomma, diciamo, vabbè, niente. E così, insomma, poi 2 ripartenze ci hanno punito e noi, insomma, abbiamo giocato, abbiamo creato, non siamo riusciti a raddrizzarla, non siamo riusciti a raccogliere un risultato positivo. E niente, ci brucia un po', c'è tanta amarezza e delusione, adesso però dobbiamo resettare e pensare alla settimana prossima, alla settimana di allenamento e poi pensare alla domenica prossima, consapevoli che sarà un'altra partita cruciale, importante e difficilissima. Ecco mister, guardando comunque il risultato delle avversarie è una sconfitta, mi passi il termine in termini di classifica, indolore, perché comunque siete sempre al 12° posto, ora però andrete ad affrontare una gara importante per giocarvi la salvezza all'ultima giornata. Sì, no, è così. È vero, sì, come dici tu, i risultati delle avversarie non ci hanno penalizzato, insomma, alla fine è rimasto tutto invariato, diciamo così. Però questo accresce ancora di più e aumenta di più il rammarico, perché un risultato positivo che forse avremmo meritato sarebbe stato ancora meglio, diciamo. Però niente, è andata così, dobbiamo resettare un po' la delusione, cercare di riordinare un po' le idee, le forze e preparare una partita che sarà l'ultima del campionato ma che può essere quella determinante, quindi va preparata con grande attenzione, con grande serenità ma anche con grande consapevolezza. Ecco mister, un'ultima battuta, una gara che comunque, come già detto, avete giocato e interpretato bene. Come arriva la sua squadra appunto alla sfida con l'Ostiamare, anche considerando come era andata all'andata? Ma sì, ogni partita fa storia a sé, l'Ostiamare sappiamo il valore dell'Ostiamare, lo conosciamo, all'andata ci ha strapazzato qua in casa con un risultato un po' altisonante, niente, però noi non dobbiamo guardare niente, le partite precedenti, ripeto, ogni partita fa storia a sé, domenica sarà una partita difficile, complicata, però noi dobbiamo essere consapevoli che c'è un obiettivo e c'è una posta in palio che per noi è molto importante, dobbiamo avere le giuste motivazioni, trovarle, metterle in campo e cercare di raggiungere l'obiettivo, insomma, ecco, che è veramente importante. Ecco. Mister, la partita di oggi è stata una partita in cui il Flaminia ha dimostrato tanto cinismo, abile nel sfruttare le occasioni che le sono capitate, nonostante comunque oggi fosse una partita che sotto l'aspetto della classifica valeva poco per il Flaminia, comunque avete onorato il campionato facendo una prestazione comunque cinica e solida. Ma guarda, noi, l'ho detto ai giocatori, noi dobbiamo onorare noi stessi da un punto di vista anche di percorso che abbiamo fatto nel giro di ritorno, perché con la vittoria di oggi ci arriviamo a 32 e siamo terzi in classifica, quindi avevamo un obiettivo, quello nella classifica virtuale di poter arrivare tra le prime 5, ci siamo riusciti con oggi e credo che la squadra
ha sempre dimostrato grande capacità di stare nelle partite. Abbiamo avuto tante contingenze di infortuni nel giro di andata, dove abbiamo girato a 18, però credo che nel giro di ritorno, recuperando alcune pedine e assemblando meglio forse la squadra sotto alcuni punti di vista, abbiamo dimostrato che le scelte fatte all'inizio nella scelta dei giocatori e delle persone è stata fatta giusta. Insomma, la Flaminia adesso è sesta su un girone comunque sia complicato. Oggi la partita chiaramente per noi aveva un valore differente rispetto a quello che poteva valere per l'Atletico Uri, però ci abbiamo avuto un sacco di occasioni. È stata una gara che poteva finire 5-5, 6-6, quindi chiaramente dopo abbiamo sfruttato le situazioni, perché credo che se poi al 15esimo mettiamo dentro il 2-0 la partita l'abbiamo stappata nella maniera giusta, e penso che sarebbe stato molto più difficile per loro restare in partita. Comunque faccio complimenti ai giocatori perché stanno dando tutto, e oggi abbiamo fatto esordire anche alcuni giocatori che ci hanno avuto meno spazio, quindi si sono fatti trovare pronti e andiamo avanti e cerchiamo di finire in casa contro il Latte Dolce con un altro risultato positivo. Ecco, ultime 2 giornate con la Sardegna come protagonista, mister. Da questo punto di vista forse sarete un po' la squadra che deciderà le sorti di queste due. Come vede la lotta a salvezza, e secondo lei cosa vuole vedere appunto per salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico? Ma noi, ripeto, dobbiamo cercare di fare risultato anche domenica. La classifica adesso si è molto compressa nelle parti sotto, perché anche Lazio oggi ha perso, quindi credo che l'Atletico Uri ha 2 punti di vantaggio se non sbaglio, quelli li deve sfruttare, perché poi il vantaggio sicuramente non è detto che le altre squadre possano vincere, dunque mi auguro che l'Atletico Uri si possa salvare, perché comunque sia nell'ultimo periodo ha dimostrato anche di potersi giocare la salvezza diretta, vincendo in casa con la Nocerina, vincendo anche a Gladiator, una partita difficile. Dopo oggi chiaramente ha trovato anche un avversario che è la Flaminia, che sta in condizione, perché la Flaminia ha fatto 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte, quindi noi in questo momento stiamo bene, siamo una squadra fastidiosa per tutti, quindi cerchiamo di, ripeto, onorare noi stessi, la proprietà che comunque sia stata sempre molto equilibrata, anche quando nel giro di andata non abbiamo raccolto i punti che magari speravamo, e oggi riportiamo qualcosa alla proprietà, che comunque sia stata sempre molto presente e sempre molto vicina a tutti noi. Dal campo principale del Latte Dolce Sporting Center, buon pomeriggio da Luigi Falqui con le immagini a cura di Cesare Donati. Stiamo per raccontarvi in diretta la sfida tra il Latte Dolce e la Nuova Florida. È la penultima giornata del girone G di Serie D, è una sfida delicatissima per provare a evitare i play-out. E infatti di nuovo lungo con Bruno, nuovo duello di testa Limongelli, Van Riesvig riesce a controllare, occhio all'olandese che calcia col destro e infila Carboni, che ha anche toccato il pallone, non ha potuto nulla, vantaggio Nuova Florida al 5° minuto, il colpo di testa di Limongelli, poi però la tecnica di Van Riesvig che è stato bravo, soprattutto la zona lombare, quella un po' più fragile, a determinati contati. Comunque si è già rialzato, sta già giocando. Costa, apertura subito verso Paterni, può mettere giù il numero 30 con l'esterno, poi cross di destro per Limongelli. E meglio non poteva cominciare la Nuova Florida, peggio non poteva cominciare il Latte Dolce, già 2-0 qui al campo principale. Ancora Limongelli protagonista, questa volta con il gol. E allora con 4 uomini attacca Nuova Florida, Costa si prende il centro, calcio in porta, deviazione che va sul fondo a Paterni, che potrebbe andare a disturbare. Bruno colpisce Patacchiola, poi il pallone di testa allontanato da Caio Piassi, sa lottare, e invece Costa riuscire a toccare per Limongelli, Costa col destro, sfiora ancora una volta il 3-0 alla Nuova Florida. La difesa della Nuova Florida, chiamato lo schema, arriva il cross di testa Cabeccia, non riesce a metterci la forza, il pallone resta lì, poi il contatto, calcio di rigore Latte Dolce. Fischia Liotta. Cabeccia, la palla da una parte, Giordani dall'altra, subito è tornato in partita Latte Dolce con il suo capitano che non segnava proprio dalla vittoria contro il Cinzia Albalonga. Converge verso il centro Piazzi,
guarda anche la porta, calcia, deviazione, Giordani non evita il calcio d'angolo e il Latte Dolce è vivo e può provare a trovare il 2-2 dalla bandierina. Schema che era riuscito, almeno nei primi 2 tocchi non c'è stata la direzione vincente, mentre Paterni vince questo rimpallo, può entrare in area Paterni, la chiusura, poi Costa il controllo, ce l'ha sul destro, perde l'attimo, c'è Limongelli largo, deviazione, ancora una volta sul suo tiro, Carboni però questa volta ci sarebbe stato, Aio Piasi, prima a destra poi a sinistra per metterla forte, ha una nuova chance. A rimorchio Saba che ha uno sguardo alla porta, poi il tocco all'indietro verso Aro, arriva Cabeccia a dare una mano a destra, servito il capitano, uno sguardo all'area, un cross che diventa un tiro e Giordani infatti deve smanacciare. Saba, bellissima la traccia per Piga e poi sotto porta Muscas per il 2-2. Grande giocata del Latte Dolce, tecnica, fantasia, ma soprattutto la visione di Saba sull'inserimento di Piga, pallone col contagiri, raso terra, il cambio di Saba verso Piassi, riesce a tenerla in campo, passa poi su Chansang, Piassi nella di rigore, nuova sterzata, la fine si allunga troppo, Bruno lo anticipa, Cabeccia, tocco morbido, di spalle Sgamillo, tiro, Giordani non perfetto, Bruno, poi calcio d'angolo, Patacchiola, Canu, Chansang liscia, Scognamillo, arriva anche Grassi, arriva Muredu, sta arrivando Marcangeli, il pallone forse era per lui, la mette fuori Giordani, in 6 dentro l'area di rigore. Vedete Dolce, arriva il cross, Patacchiola di testa a metà tra il tiro e la sponda, palla sul fondo, prova a mettere a lui dentro l'area verso Patacchiola, aveva capito tutto Giordani, poi Leotta aveva lo sguardo verso l'assistente che non aveva alzato la bandierina, tutto buono. Rea, Miola di prima ancora per Rea, splendida palla, Rea dentro l'area di rigore, deve sterzare in mezzo per il tiro, Carboni l'alza sopra la traversa. Grande intervento di Carboni e si resta 2-2. Sento movimento, addirittura Van Rijswijk incontro, anche per toccare il pallone che sta trovando poco in questa ripresa. Sbaglia il tocco Saba, Moneso, guarda la porta, il tocco, Rea, calcia forte, sopra la traversa. 5 più recupero alla fine di questa partita, sempre 2-2, cominciano a essere poche le energie, ma c'è un attacco fresco, Marcangeli a spazio, potrebbe calciare, Marcangeli ancora, Marcangeli, palo! Solo il palo a dire no a Marcangeli. Pinto, l'1-2, Rea, fermato, pulito, senza fallo, poi Leotta disturba la corsa di Cabeccia e allora Nuova Florida che ci può riprovare. Doppio dribbling, il palo sul Russo, palla che resta lì, Van Rijswijk ancora di forza, alla fine Cabeccia allontana col sinistro, con le ultime energie, poi col fisico Grassi, che oggi ha faticato tanto, ma adesso guida il contropiede, 3 contro 4, Grassi va fino in fondo, Grassi ancora, ha bisogno di una mano, prova a mettere uno scaffetto morbido, ha sbagliato proprio la cosa più importante, Barba, finta, passa ancora Barba, ancora con il destro, ma lui è un mancino, il tocco per Pinto, tutto solo, Pinto lo va a incrociare, Carboni, e poi il pallone allontanato, e c'è a terra Saba, ed è per questo che Leotta ferma il gioco. Marcangeli ha bisogno di una mano, si muove anche Scognamillo, e quel pallone per lui, si gira, c'è un muro biancorosso di fronte, Scognamillo cerca un compagno, non lo trova, Marcangeli non evita la rimessa. E allora Leotta dice che va bene così, finisce 2-2 al campo principale del Latte Dolce Sporting Center. Mister, una partita approcciata male perché fondamentalmente 2 gol in 7 minuti diciamo non è il massimo dell'approccio, però comunque con cuore siete riusciti a ribaltarla portando un punto che al 7° minuto diciamo si rivela importantissimo.
Allora sì, hai detto bene, approcciata male perché prendi 2 gol su 2 situazioni di cui abbiamo parlato in settimana, che conoscevamo, purtroppo non va bene, è inutile stare a girarci intorno, però da apprezzare la reazione dei ragazzi, hanno provato sino alla fine a ribaltarla, un palo esterno ci ha negato la possibilità di andare anche sopra, poi è vero, potevamo anche subire il gol alla fine, è stata fatta una gran parata a Werther, però purtroppo è inevitabile, quando poi provi a sbilanciarti per provare a fare gol è normale lasciare qualche ripartenza, poi siamo rimasti anche in 10, però ragazzi cosa possiamo dire? Sbagliato 6 minuti, boom, castigati, preso 2 gol, poi grande reazione, grande voglia e dobbiamo ripartire dagli altri 84, non possiamo guardare questi 6 minuti purtroppo in questo momento. Ecco, appunto, manca solo una giornata al termine del campionato, le speranze per una salvezza diretta, diciamo, ci sono ancora. Ecco, cosa serve, qual è il passo in avanti che vuole vedere in vista dell'ultima partita per puntare alla salvezza diretta? Le speranze per una salvezza diretta dobbiamo vedere un attimino i risultati di domani e poi valutare un attimino. Però male che vada dobbiamo tenere la posizione per cercare di giocarci eventualmente un play-out, quindi una partita secca qua in casa con 2 risultati su 3 e giocarci tutta la stagione in quei 90-120 minuti eventualmente. Ecco, appunto oggi si è vista una prestazione da parte di Canu, comunque che è un ragazzo molto giovane, importante, si è vista anche la prestazione di Piassi che comunque è tornato indietro per difendere, ecco il cuore non è mancato, secondo lei però forse cosa serviva di più oggi, magari forse un po' più di freddezza negli ultimi metri del campo, in particolare nel finale? Sicuramente un pochettino più di qualità non guastava, soprattutto nel fare gli ultimi passaggi, negli ultimi 25 metri ci avrebbe aiutato sicuramente, però purtroppo quando giochi anche a queste temperature non è facile, quando magari stai fuori anche da un po' non è facile avere la lucidità per fare certe giocate, però te l'ho detto, i ragazzi ci hanno provato, capito? Perché a volte basta un pizzico, 2 centimetri con la palla interno e va dentro, palla esterno e va fuori e ti cambia totalmente lo scenario di una partita che poi se la ribatti 3-2 passiamo per eroi perché poi abbiamo ribaltato una partita da 2-0 a 3-2 in casa, capito?
Mister Fabio Pisacane, un buon punto comunque in quest'oggi, un 1-1 che è maturato nel primo tempo, poi nella ripresa la squadra ha provato anche all'inizio magari a fare qualcosa di più, mentre nel finale ha dovuto stringere i denti, insomma una gara equilibrata. In effetti ripartirei dall'ultima cosa che hai detto, più che buon punto, punto giusto. Punto giusto contro comunque una squadra che, come dico sempre, si trova invischiata lì sotto perché si è ritrovata, scusa, invischiata lì sotto solo perché questo è un campionato difficile, magari se le difficoltà iniziali non vengono ribaltate come è successo a noi dopo le prime 3 gare, poi rischi di fare un campionato come quello ha fatto quello del Lecce, no? Una squadra che comunque ha lo scudetto sul petto, dove ha mantenuto tanti giocatori anche della scorsa stagione, per cui diciamo che è un punto giusto perché ci siamo battuti, perché alla squadra anche oggi non posso rimproverare nulla sotto il profilo dell'impegno. Tutto qua. Ecco, nel primo tempo l'abbiamo sentito un po' di volte lamentarsi, tra virgolette, perché mancava un po' di velocità. È stato questo il problema maggiore di oggi, secondo lei, oppure Ma sicuramente quando oramai è sotto gli occhi di tutti, Lecce, Atalanta, Lazio, Sassuolo, comunque ci affrontano con rispetto, ci chiudono alcune linee di passaggio, per cui quando ci chiudono certe linee di passaggio la squadra sa che comunque deve velocizzare il gioco. Un po' l'erba alta, un po' il vento, che comunque non è facile, avendo fatto il calciatore, il vento secondo me è l'unica componente che veramente è impossibile conviverci in una partita di calcio, per cui sono tutte attenuanti che tu alla squadra, che sicuramente non giustifica il fatto di aver comunque fatto un punto e non aver portato il bottino a casa. Ecco, le faccio una domanda anche su Frank, perché nelle ultime era arrivato l'esordio, era arrivato quel piccolo errore, poi settimana scorsa una buona prestazione, anche oggi nonostante la brutta botta, insomma è un buon segnale. Ma io penso che Frank oggi è stato il migliore in campo per distacco, penso che ne abbiamo già parlato tantissime volte, penso che i giocatori vanno messo dentro e, come vi avevo già detto, se dovessero succedere episodi magari negativi, di non condannarli. Oggi questo ci ha permesso di dare continuità a Frank. Frank ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo, almeno da quando lo conosco io. Frank è un giocatore comunque che è cresciuto tanto, si è capitata l'opportunità, l'occasione, lui l'ha sfruttata e, come dico sempre ai ragazzi, nel calcio basta poco per ribaltare la scena, in un verso o nell'altro. Mister, abbiamo detto un bel pareggio contro il Lecce, che comunque sono ancora campioni d'Italia. C'è la sensazione che forse potevano essere sfruttate meglio le fasce laterali. Arba e Drissi molte volte erano da soli sulla fascia, forse si poteva, anche perché il pareggio del Cagliari è arrivato da una bella azione di Drissi per il centro per Bolzano. Ma penso che comunque in fascia ci siamo andati tantissime volte, è normale che pure con Arba nel primo tempo, che Vinciguarda ha sbagliato da 2 passi, l'abbiamo fatto secondo me bene. Oggi rispetto alle altre volte siamo stati ancora più precisi sia da destra che da sinistra abbiamo trovato il gol, da destra purtroppo, come ho detto, Vinciguarda ha sbagliato una ghiotta occasione, però non penso sia quello oggi il problema del Cagliari. Io penso che il problema, come ho detto prima, sia stato innanzitutto aver trovato di fronte una signora squadra che comunque ha tantissimi giocatori, anche comunque giocatori del calibro di Burnete, giocatori importanti per la categoria, per cui penso che giusto merito agli avversari e in parte qualche demerito a noi per non aver capitalizzato qualche situazione. Sul discorso relativo agli esterni, Idrissi sta migliorando partita dopo partita. Io sono un fan di Dorgu, che comunque era un giocatore che lo scorso anno faceva tanto bene in primavera nel Lecce. C'è un po' di somiglianza tra i due giocatori, secondo lei? Ma io penso che Idrissi, oggi non mi piace fare paragoni perché non sarebbe neanche giusto,
penso solo che Idrissi ha fatto un grandissimo percorso quest'anno, oggi possiamo dire di ritrovarci dalle mani un giocatore evoluto che però deve sapere, come ti ho detto anche in gara, che deve stare sempre sul pezzo e deve capire che poi se questo non lo fa magari può diventare un giocatore normalissimo in questa categoria. Se invece abbina le due fasi con grandissima attenzione e spirito di sacrificio, sicuramente è un giocatore che